che seguirne altri due stupidi. Go freddo. Bello. Abbiamo vinti esclusi i parenti. Fate tap sul link qui sotto. Apri, scopri e condividi. Brasato in umido. Ah, proprio combio. Lo sacra al cemento dentro i boschi. Eccoci ragazzi. Siamo ufficialmente tornati e bentornati a voi. Così mi hanno detto che si fa sui canali social, di dare sempre il benvenuto. Mi hanno detto che quelli bravi fanno così, quindi bentornati su Losagra Trace. Non ci vediamo da un po', aspetta che sbasso la radio, non ci vediamo da un po' per una serie di vicissitudini, però finalmente siamo tornati, parlo al plurale, le trasferte in solitaria sembrano essere finite, sto andando a recuperare il capo tracciatore di questo progetto, perché stasera usciamo a fare una cosa, dico stasera perché siamo alle 5, il sole tramonta fra una mezz'oretta e siamo pronti ad andare a fare un'attività sui colli iberici che abbiamo partorito nel mentre, perché del podcast ve l'abbiamo detto e abbiamo gli ospiti, stanno arrivando, tempo di organizzarci tra vita, lavoro, famiglia, tutta una serie di robe, che tracceremo una nuova zona dei Iberici, sapete anche questo, e se non l'avete visto guardate i video precedenti, mi raccomando seguiteci con entusiasmo. E noi vi abbiamo detto una cosa, perché nel mentre, nel nostro silenzio, abbiamo avviato un progettino che speriamo abbia un buon riscontro e che vi raccontiamo dopo. Aspettiamo che il semaforo diventi verde. Mentre il sole volge a calare, andiamo verso casa dell'uomo. Prova a guardare Cisecche se via venire a Torme. Che non vedo da... Eccolo lindo che è, eccolo lì. Permesso? Avanti. Chi non muore si rivede? Sì. Adesso che siamo arrivati in macchina, via. Scappiamo dalle civiltà. Esatto. Stavo giusto prima narrando, sì? Mentre venivo fin qua, che qui sto accendo la fotocamera, dico due stronzate, che lei, vabbè, sentirsi se sentiamo un giorno sì un giorno anche, sì. Ma che non andiamo in bici sarà 4 mesi. Sta a ottobre. Ma te soldi manca? No. Lo sapeva che cavaria scommesso 50 euro li cavaria Cioè, raddoppiato. a me mi manca una in bicicletta. Lo so è quel che ti viene. Il resto è tutto in più. Leon di cui. Vabbè, basta. Bando alle ciance se vedremo dopo. Allora, ce lo spieghiamo ai nostri amici dell'internet cosa stiamo facendo? Dell'internet, dell'apostrofo internet. Perché? Coloro che ci seguono sui social network con tanto entusiasmo, anzi, un grazie. Che cosa andiamo a fare? Aspetta, intanto un grazie, che l'ho lì da un po' che volevo farlo, i 300 e passa che hanno cominciato a seguirci con entusiasmo e che ci scrivono, ma soprattutto ai 26 eroi, perché qui gli eroi che ne segue su YouTube, e 26 persone che mi penso che non capi niente di meglio da fare nella vita che seguirne altri due stupidi. Grazie, perché qui è i veri eroi. Comunque qui sono anche mia. E anche a me. 25. Femo 23, femo 20 esclusi i parenti. Che ne segue assiduamente, qualcuno lascia qualche commento, insomma sempre gradito. Allora, tornando a noi, stiamo andando a fare una cosa che ci siamo inventati in momenti di puro delirio, ragazzi. Rullo di tamburi. Azione di monitoraggio, passaggio persone, passaggio bici, animali, cani. Cose, bravissimo. In collaborazione con i Fuori Rota e Vado Experience e Dusted. Ragazzi, e dello Sagra. beh, siamo noi che abbiamo inviato questo casino. Dentro lì è una roba e ve la faremo vedere tra un po'. Eccoci. Ah, che bello! Bello. Sì. Ah, super, qua non ha inculoti. Eccoci. Ancora qualche curva.
Allora, compare, ehi, pronti via. sono satisfatto. Come mai? Questo è il punto panoramico che a te il nome dei monti perché mi non mi ricordo. Saluti. Collega monte di là col monte di qua. Là che la Valliona. Là c'è la Valliona dove canto dove suona. Allora, San Germano Iberici, San Germano. Là che è Grancona. Grancona, Valliona. Valliona sotto, Base militare a destra. Sentiero del Donatore, Sentiero Donatore Le Quazò. ok, e questo è lo spiazzo che porta all'Onigo praticamente, Sì. perché giù di qua si va all'Onigo. Bus della Giarretta a sinistra. Bravissimo. Monte Cocco. Monte Coco, Monte Coco. Magari dico una gran stupidaggine, Ma siamo qua per essere smentiti. molto bene. E stiamo cercando un punto. Allora, chi banca lì ti lì, mi sa da mettermi lì la cassettina. Piante qua mi par tanto. Allora, di sicuro dovremmo venire a decespugliare in primavera. Sì. Però lì, punto di passaggio, questi un po' difficili da raggiungere. Proviamo a metterla lì intanto, dopo eventualmente. O lì, o ripeto, là dove che. E dopo in caso vediamo se succede. Vediamo se succede. Ok. No, questo non tiene niente. Ritorniamo là sulla pianta. Ritorniamo, se no che anche quella lì, quella lì che forse è la più accessibile tra tutte. Questa qua. Vedete? Perché sti qua si può tranquillamente, abbastanza secco. Sì. E qua secondo me si può anche. Guarda. Sì. Ok, verremo a decispugliare più avanti perché questa è un'attività che durerà penso tutto il 2025. Ok? Ma adesso vi spieghiamo. 1, 2, 3. Apri, scapri e condividi. Signore e signori, ecco a voi il progetto che abbiamo avviato insieme con tutti quelli che abbiamo avuto prima, che si chiamerà il Diario dei Boschi. Un'attività di monitoraggio di sentieri, podisti, trail runner, gravelisti, insomma chi più ne ha più ne metta, di persone che vogliono condividere e che hanno qualcosa da dire. Ok? Adesso l'attacchiamo via con le abili mani del nostro operatore sanitario. Vai. Là. Perfetto. Eccola lì. Allora vecchio, così però la rivolta Beh, ma ci sta. Nodo. questa è la roba da. Chiamelo quello su Rai 1 che faceva che? Art Attack. Sì, Art Attack. Quale? Le seghe attack qua. Segheto, vide. Eccola lì. Questa qua utei la gavetta per farci il salato. Esatto, sì, materiale di fortuna, vero? Non c'è nessun tipo di ingegneria meccanica. Qua se va con quel che se ga. Tagliato di qua, manca solo il spago. Ciao! Ciao. Ciao! Attaccare via una cassettina in collaborazione con altri gruppi di ciclisti appassionati del mountain bike gravel che la servirà al monitoraggio della gente che passa. Quindi dentro lì che c'è una sorta di diario, matita e gomma, ti lasci un messaggio, ok? E dopo a fine anno raccoglieremo tutti i dati e questo progetto si chiama il Diario dei Boschi. Lei in collaborazione con Nantri, appunto, un gruppo da Sossano, un gruppo da Costa Bissara, cerchiamo di muoversi compatibilmente con chi ne la cavarà, chi ne la butterà via. Insomma, speriamo di no, e quindi sempre sta il cartello lì della via di Belgi, proprio lì. ecco, Ora che via 10 volte. bravo, e quindi se sparisse Non quelli lo lì so. probabilmente. Sto registrando perché viene tutto su YouTube, quindi Vabbè, se non. bestemmie niente. Ora No, bestemmia la faccia più che altro, la faccia. Sembra che chi altri. Anzi, se te vuoi essere il primo ad aprire le danze. Cosa? Ah, non con gli occhiali, però riesco a scrivere qualcosa. insomma, dai. No, le cose proprio. Come si voi altri come gruppo? allora, Nantri non siamo mica dai Iberici, ma giriamo sempre sui Iberici. Allora, dentro qua praticamente che è una Moleskine, un diario piccolo, matita, penna e gomma, e questa è la descrizione del progetto. E qua che c'è
tutti quelli che fa parte con i QR per raggiungere i social network praticamente, no? Quindi questo è lei. Ti sembra i fuori rotta, i buttei che va a... E qui che fa la manutenzione dei sentieri. a tagliare un sentiero piuttosto che un altro, no? Bello, bello. Mi penso che non poteva partire meglio sta roba, eh? Quindi a te l'onore. Niente. Matita lascia un pensiero libero dentro che le pagine, Allora, data certo. 4, no? Sì. Sì, che apri pure che comincia dopo il diario. Qua. Temo, nel senso che aspettiamo i giorni di questo. Ah, è talmente senza regole sto progetto che scrivi dove te sembra più opportuno. Vai, vai. 04, 01, sì, 01. Allora, Francesco. Questo è un tentativo, vediamo quello che succede, ogni tanto fermo una monitorata e dopo l'intento è di mettere tutto dentro un sito che si chiama il Diario dei Boschi. Sai come si chiama questo, no? Questo è il Crearo. Oh là! Molto creare. Una volta qua c'è una piccola pista da cross, anni 80, prima Ok. anni 80 e via. Questo qua è il Crearo. Perfetto. Quindi cosa sbagliamo? Montecoco. Vabbè, allora... Montecoco lì? No, questo è il Monte della Nebbia. Ok. Può essere che sia questo Montecoco, comunque Ok. è conosciuto come Crearo. Perfetto, ok. perfetto. Cioè sembra fatto apposta che molto faremo dei video per spiegare dopo, eh? Ah, quella lì. Se per caso ti passi e te vedi che il laga tira via, il laga smalte l'ala, che ha dato fastidio a qualcuno, è possibile perché ti mandi un Ma messaggio. se le porta via non trovo più niente, perciò adesso magari te mi mandi il cellulare, te mi mandi un messaggio con un sito, con un link. Sì. Allora fa una roba, che è il cellulare in tasca, giusto? Perfetto. Passami le cartoline lì. Te fa scannerizzare il QR code. Ti scannerizzi questo qua. Eccolo lì, trovato. Attenzione. Apri il sito. Che c'è il Diario dei Boschi, che è la mappa. Dentro se apre Google Maps e che tutto. Ma mi adesso metto già tutto quanto, c'è foto e tutto quanto, in modo che altri, sui 3-4 gruppi che sono, che sei abbastanza ampi, Ok. in modo che tanto che dico al creare che sei sta roba, così, in modo che già... Te può condividere sta pagina qua. E così condividi su WhatsApp. Ok, perfetto. Ciao, grazie, è stato un piacere. Grazie mille. Ciao. Fatta. Quindi pensavamo di andare molto per le lunghe, ma di fatto le cose accadono per un motivo e ci siamo. Che top. Adesso però andiamo a girare. Adesso andiamo a girare, via. Pericolo ho caduto, sì. Ultimamente si casca un po' massa. Eccoci ragazzi, piccolo salto temporale, purtroppo ci siamo accorti che a causa del freddo non sono uscite tutte le riprese, ma soprattutto abbiamo perso la ripresa in cui vi spiegavamo come raggiungere tutte le cassette, come partecipare al Diario dei Boschi e qualche piccolo consiglio per il posizionamento delle cassette qualora qualcuno volesse aderire. Niente di più semplice, ve lo spiego ora. In buona sostanza basta andare sul profilo di Osaga Trace. Sotto la description trovate il link al nostro Linktree dove ci sono due call to action. La prima riguarda le mappe di dove sono posizionate le cassette, quindi fate tap su mappe e troverete tutte le cassette geolocalizzate. Quindi la mappa vi aiuterà anche a raggiungerla o a calcolare l'itinerario più opportuno. Abbiamo fatto questo per non legarci a servizi a pagamento tipo Komoot, tipo Trailfork, tipo Outdoor Active, perché Google Maps sostanzialmente ce l'hanno tutti gratuitamente nel telefono. Quindi fate zoom sulla mappa, ci sono i vari marker, fate tap e uscirà la scheda. Verranno ovviamente popolati con dei contenuti mano a mano che andremo avanti con il progetto, in modo che riusciate a identificarvi nell'area con delle foto di riferimento. Ci sono quella gialla di Evado Experience. Poi a fianco nella stessa zona abbiamo quella dei fuori rotta, ultima ma non meno importante abbiamo quella dei Dusted. I contenuti stanno arrivando, quindi portate pazienza se non trovate indicazioni a sufficienza. Invece chi volesse entrare in questo progetto, nella call to action a Diario dei Boschi è presente una form
e questa forma sostanzialmente ci aiuterà a capire quanto siete disponibili e quanto siete consapevoli dell'impegno che questa cosa comporta in termini di monitoraggio. Per quanto riguarda altre dritte, prima abbiamo detto una cagata colossale potenzialmente a sentirla, perché a noi le cagate ci escono con particolare facilità quando giriamo i video, però abbiamo detto una cosa piuttosto importante, ovvero in questa precisa clip abbiamo parlato dello spago dei saladi. Ok, materiali di fortuna, ma dietro a tutto questo c'è un pensiero. Non attaccate con il filo di ferro alle piante la cassetta, per il semplice fatto che il tronco non ha modo di dilatarsi, ok, e di svolgere la sua attività crescita. Quindi cercate di essere più prudenti e più rispettosi possibili nei confronti della natura. Detto questo, se siete arrivati fino a qui, tenete botta perché il video è quasi finito. Io vi ringrazio, bella, ci vediamo alla prossima. Andiamo a vedere. Momento portage. Lì in mezzo se che passa via in verticale, no? Prova, guarda, sì, talmente hai messo a Cristo. Che mi metto in sella. Ok, questo che devo vedere. Ok. Pettaggi fanali. Ok, Vedi? sì, Tutte a gomito vecchio. tutte a proprio. Sì. Ok, via. Proprio gommio combio. Bello, bello. Sì, io caro. Ui. Penso che qua non è altro modo che... Bello, bello. Il sentiero della Valleona, sì che quando andai sulla mappa per trovare la cassetta, potevi anche slungare il giro in mezzo della Valleona e fare tutto... O no? Ah yes! Puro... Metto rampe e merda. Siamo qua a un 19-21%. Un 3, per quanto me riguarda, percepito 3. Sforzo percepito 10,5 su 11. E me fa il socio, ma... Dov'è che sa che mette manco? Pare qua. Mi ha fatto i conti con la pendenza. 22 e non sentirla. Tutta calma, numero come uno con la gravel. Se basta? Sì. Eccoci. Chiesa di Grancona. E tu? Ah, quanti anni hai tu? 44 per non stimare. Se vede, se vede. Guardate che è per YouTube che penso che... Tiri questa chi tu che sei voluto vedere. Perché lì è una questione di estetica, è una questione di funzionalità, giusto? Siamo? Sì dai. Sì, aspetta che mi metto gli acciai perché non vedo niente. Come Sì. purtroppo l'età avanza, ci avviciniamo alla cena. Temperatura di 5 gradi e mezzo, ragazzi. Percepiti meno 10. No, dai. Fa freddo. Sai che è lì da mangiare? Cervo? Brasato. Brasato in umido. Con datteri e brugole del 5. Sì, beh, paninozzo per chiudere. Per chiudere in bellezza. Allora, siccome penso che vedere maiare non sia mio proprio un bel spettacolo, ci avviciniamo ai saluti. La missione compiuta. Compiutissima direi. Tutte le informazioni su il link dello Sagra, comunque faremo una serie di altri video perché quando partirai fuori rotta con Evado, quando partirà si attaccherà i Dusted, quindi sarà una cosa lunga e duratura, quindi noi siamo solo la miccia che accende il fuoco. Una prova contraria, Montecocco, sai che altro? Sai come si chiama questo, no? Questo è il crearo. Oh là! Molto creare. Una volta qua c'è una piccola cosa. Quindi, se non rico più.
Attenzione! Attenzione, giusto, come fa i youtuber serio. Signore e signori, spengono le luci. Ciao, Tacciano le voci. Ciao! Ma come? L'autovelo, aia! Oh! Ciao!